martedì 31 marzo, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E buongiorno da Emanuela Corsi. Con Emanuela leggeremo assieme i quotidiani regionali, intanto poi andremo a vedere anche la rassegna stampa nazionale, ma cominciamo con le notizie, cominciamo con la giudiziaria, perché a Palermo il riesame ha bocciato il ricorso presentato dai legali di Salvatore Iacolino a proposito del sequestro di 88.000 euro ritrovati in casa sua. La difesa però rilancia. Vediamo i particolari. È battaglia legale davanti al Tribunale del riesame nell'inchiesta su mafia e corruzione in Sicilia che riguarda il manager Salvatore Iacolino e il boss di Favara Carmelo Vetro. Il Tribunale del riesame ha dichiarato inammissibile il ricorso degli avvocati difensori di Iacolino, ma la difesa presenterà un nuovo ricorso contestando per intero la ricostruzione accusatoria. Si tratta dell'effetto di uno stratagemma giuridico messo in atto dalla Procura, che ha ritirato il provvedimento di sequestro probatorio di 88.000 euro trovati a casa del manager e ha emesso poco prima dell'udienza un nuovo provvedimento di sequestro, stavolta preventivo, con una motivazione diversa. Quel denaro sarebbe, secondo l'accusa, provento di reato. Il nuovo provvedimento fa venir meno il ricorso originale, ma apre un nuovo ricorso. Nel frattempo però il denaro resta sequestrato. La difesa valuterà i prossimi passi, ma ha intanto acquisito il fascicolo con l'intero impianto accusatorio che intende contestare con una serie di documenti e perizie. Gli avvocati Giuseppe Di Peri e Arnaldo Faro, difensori di Iacolino, puntano a dimostrare la regolarità della procedura di accreditamento dell'Arcobaleno SRL all'Aspe di Messina, che per l'accusa sta alla base dell'intero impianto. Nella medesima udienza, intanto, il Tribunale del riesame ha invece accolto il ricorso di Antonio Lombardo sul sequestro di altri 10.000 euro. Lombardo è l'amministratore delegato della ANSA Ambiente, cognato di Vetro e ritenuto suo prestanome nell'attività. Per il Tribunale non c'erano gli elementi per il sequestro probatorio e ha dunque disposto la riconsegna del denaro. Beh, adesso capiremo meglio le eventuali sviluppi di questa vicenda che troviamo anche sui giornali questa mattina. Sì, la vediamo sulla Gazzetta del Sud. Il Tribunale del riesame dichiara inammissibile il ricorso dell'ex direttore generale Iacolino nell'ambito dell'inchiesta. Probabilmente nella visualizzare in questo momento le pagine del giornale, e allora fra poco vi faremo sentire e vedere quanto scritto sui giornali. Ma c'è un'altra inchiesta delle ultime ore. Ad Agrigento sono state chiuse le indagini sui presunti fondi gonfiati per eventi culturali. Ci sono 5 indagati, tra questi anche il deputato Calogero Pisano. Le accuse che vengono ipotizzate sono truffa aggravata e peculato. Un'inchiesta scuote Agrigento, costi gonfiati, fatture sospette e cachet lievitati finiscono nel mirino della procura. 5 persone sono indagate per truffa aggravata e peculato. L'avviso di conclusione delle indagini è stato notificato il 30 marzo. Tra i nomi spicca quello del deputato nazionale Fratelli d'Italia Calogero Lillo Pisano, coinvolti anche Fabrizio Lagaipa, amministratore del distretto turistico Valle dei Templi, Salvo Prestia, direttore della Fondazione Teatro Pirandello, e Calogero Casucci e Laura Cozzo. Al centro dell'indagine ci sarebbero spese ritenute artificialmente aumentate per eventi culturali e turistici legati all'anno di Agrigento Capitale della Cultura. Secondo gli inquirenti sarebbero stati utilizzati artifici per ottenere pagamenti non dovuti. Il peculato riguarderebbe invece la gestione di fondi pubblici. L'atto non implica colpevolezza, ma chiude la fase investigativa. Gli indagati potranno ora difendersi prima della decisione sull'eventuale rinvio a giudizio. La vicenda arriva dopo mesi di polemiche sulla gestione delle risorse e dei grandi eventi del 2025, già finiti sotto la lente della Corte dei Conti. Intanto la città attende sviluppi, non più spettacoli, ma chiarezza sulla gestione del denaro pubblico. Inchieste su inchieste in questa mattinata, e andiamo ancora avanti. Fra poco sentiremo e vedremo dunque le notizie che arrivano anche sui quotidiani regionali, perché adesso ci occupiamo di una tragedia che ieri si è sfiorata proprio a Siracusa, nel porto della città, a Ortigia. Una mamma con la sua bambina sono finite in mare a bordo dell'automobile sulla quale viaggiavano. Tutto questo è accaduto durante una manovra e sono state salvate dal tempestivo intervento di 2 uomini che si sono tuffati in acqua. Ma vediamo i particolari. Niente, io ho chiesto il parcheggio alla signora
e mi fa 3 minuti e vado via. Poi tutto in un tratto l'ho vista andare indietro, ha toccato un'altra macchina che sarebbe quella e poi l'ho vista andare in acqua. Il racconto della tragedia sfiorata è questo. A bordo dell'auto noleggiata c'erano 2 persone, madre e figlia di 7 anni, inglesi, in vacanza a Siracusa. Ho aperto lo sportello dietro della signora, della bambina, e mi sono tirato fuori subito la bambina. Io non ci ho pensato nemmeno un secondo, ho visto urla, ero qua vicino anche, più altro ho sentito, non sono appena avvicinato del luogo dell'incidente, ho sentito urla della bambina. Per fortuna per le 2 a bordo soltanto un brutto spavento. Tutto è accaduto qui, alla Darsena, verso le 9:30. L'auto era parcheggiata lì, poi ad un certo punto ha urtato quel mezzo che si trova alla mia destra per poi finire in mare. Una fatalità, forse un errore della donna, alla guida dell'auto con cambio automatico, ma c'è chi punta il dito sulla poca sicurezza del parcheggio. Perché giustamente appena che viene una macchina, ci sono tante macchine che vanno direttamente nelle catene, appena che sbagli a mettere la marcia vai a finire in mare, come è stato tante volte, è capitato in Ortigia. Allora, vediamo un po' di ritornare sui quotidiani con Emanuela, ricominciamo a vedere quello che in parte abbiamo visto, soprattutto nell'ultimo servizio. Sì, intanto vediamo l'ultimo servizio, Angelo, siamo sulla pagina di Siracusa della Sicilia, vediamo incidente shock, auto in mare, tratte in salvo madre e figlia, tragedia sfiorata, i 2 eroi hanno raccontato ci siamo tuffati senza perdere tempo, come avevamo sentito anche nelle nostre interviste, la turista straniera aveva operato una manovra errata con la sua Ford, ma come abbiamo sempre sentito nel nostro servizio, diciamo lì c'è anche un problema di sicurezza in questa zona perché il parcheggio è proprio a ridosso dell'acqua e poi c'è soltanto una catena, quindi è facile appunto che possano accadere incidenti come questi se si fanno delle manovre insomma azzardate. Andiamo a vedere anche le notizie di prima, intanto stavamo parlando di questa notizia che riguarda l'inchiesta su mafia e sanità a Palermo. Ricordiamo, tra gli indagati c'è l'ex direttore generale Iacolino. Il Tribunale del riesame dichiara inammissibile il ricorso dell'ex DG Iacolino. Siamo su la Gazzetta del Sud. È inammissibile il ricorso sul decreto di convalida del sequestro di quasi 90.000 euro in contanti che sono stati trovati a casa sua nella cassaforte, presentato appunto dai legali del super burocrate siciliano. Iacolino è coinvolto nell'inchiesta su mafia e sanità della Procura di Palermo, indagato per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione. Restiamo su questa pagina per vedere l'altra notizia, l'altra inchiesta di cui parlavi Angelo, che getta un'altra tegola su Agrigento, capitale della cultura. Peculato e truffa, indagato un altro deputato di Fratelli d'Italia. Riflettori accesi sui fondi pubblici, oltre 600.000 euro incassati da diverse associazioni per eventi. La Procura di Agrigento, rendiconti incompleti e fatture gonfiate, 6 persone destinatarie degli avvisi, tra questi anche, dicevamo, un deputato di Forza Italia che vediamo appunto in questa foto, Calogero Pisano. Era rientrato da poco nel gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia. Gli inquirenti ipotizzano anche il finanziamento illecito ai partiti. Si dimette il direttore della Fondazione Pirandello. E ancora vediamo la stessa notizia anche su Repubblica. Palermo, Pisano indagato per truffa, un'altra inchiesta scuote Fratelli d'Italia. La procura accusa 6 persone per la distrazione di fondi relativi agli eventi per il finanziamento della campagna elettorale. Adesso invece vi do notizia di un gravissimo incidente sul lavoro, un incidente mortale. Un operaio infatti ha perso la vita all'ospedale Umberto I, dove è stato ricoverato dopo essere rimasto ferito durante alcuni lavori all'interno di un campo di calcio privato ad Enna Bassa.
L'uomo sarebbe caduto da un cestello elevatore riportando delle ferite, come detto, gravissime. Sulla dinamica dell'accaduto sono in corso degli accertamenti, delle indagini che sono condotte dai carabinieri. A Catania ancora allarme bomba, l'ennesimo allarme pacco bomba con fili e batterie al centro smistamento di Poste Italiane. Si tratta del quarto dall'inizio dell'anno e 2 si sono verificati in meno di 48 ore. Tra falsi allarmi bomba, segnalazioni e pacchi sospetti, il centro smistamento delle poste alla zona industriale di Catania vive ore di alta tensione, con le forze dell'ordine che stanno indagando su una serie di inquietanti episodi. L'ultimo si è registrato nella notte, quando uno dei dipendenti si è trovato davanti ad un pacco alimentato da una batteria e da cui fuoriuscivano alcuni fili. Quanto basta per fare scattare le procedure di sicurezza. La prontezza dei colleghi ha fatto sì che l'allarme venisse lanciato immediatamente e quindi evacuato il centro di distribuzione di Catania. Artificieri e vigili del fuoco in azione nella struttura di via Enzo Ferrari 30 ed indagini a 360 gradi della polizia. Il plico sospetto, è stato poi accertato, sarebbe stato confezionato in maniera tale da creare allarme. Il presunto ordigno era inoffensivo, ma chi ha interesse ad alimentare questo clima di tensione? In attesa di risposte, l'unica soluzione è rafforzare i controlli. Se oggi, ieri o negli altri episodi la bomba era finta, abbiamo paura che qualcosa di serio possa accadere. Dall'inizio dell'anno è il quarto falso allarme bomba, gli ultimi 2 addirittura in meno di 48 ore. Evidentemente c'è un filo conduttore in tutti questi allarmi per delle bombe false oppure no, che sono state ritrovate al centro smistamento delle poste qui a Catania. Probabilmente sì, Angelo. Allora vediamo questa notizia sulla pagina di Catania della Sicilia nel taglio basso. Ancora un falso ordigno al centro postale. Indagini, nuovo allarme bomba la notte tra domenica e ieri al centro di smistamento appunto della zona industriale, dove la presenza di un pacco sospetto ha fatto scattare la procedura di sicurezza. Il plico è stato poi accertato, era confezionato in maniera tale da fare scattare appunto l'allarme, come abbiamo sentito, e fare sospendere l'attività durante le verifiche da parte degli artificieri della polizia. Non è il primo episodio, così come da tempo denunciano i sindacati, quindi si cerca di capire appunto chi c'è dietro questi allarmi e perché soprattutto. Restiamo su questa pagina per vedere le altre notizie. Intanto in primo piano si parla dell'anfiteatro romano di Catania, il gioiello nascosto dell'anfiteatro, meno di 10.000 paganti in 3 mesi. Da domani la gestione della biglietteria andrà alla società veneta Coop Culture. Le altre notizie vediamo sempre a Catania. Se De Luca chiama, Pellegrino risponde, c'è stata un'altra migrazione, in questo momento c'è molto fermento nei partiti, ci sono diversi spostamenti da una parte all'altra, movimenti in aula anche a Catania. E poi appunto tra i movimenti segnaliamo anche quello di Rubino, del sindaco di Sant'Agata Libattiati, che ha approdato tra i Dem. Rubino tra i Dem mortifica i militanti e il nostro percorso. E poi vediamo sempre su questa pagina, si parla del sisma che ha colpito qualche settimana fa Ragalna, l'epicentro diciamo è stato a Ragalna. Sono 40 le case inagibili e in settimana via ai lavori nella chiesa. Restiamo sulla Sicilia, vediamo la prima pagina. Vediamo le notizie regionali, poi tra poco invece ci sarà la rassegna stampa nazionale. Intanto a Messina, la sfida, Messina che si avvia alle prossime amministrative. A Messina sfida simbolo con vista sullo stretto, più piloni per tutti, scrive la Sicilia, municipalità Peloro, una no ponte, un leghista e un deluchiano doc. E poi vediamo ancora a Caltanissetta, soldi in prestito e pagamento con fattura. Ci sono 2 arrestati, un caso di usura scoperto dai carabinieri. L'ultima inchiesta sulla boss di Cosa Nostra dell'Asta crea fibrillazione nelle aziende locali. E poi vediamo anche qui in prima pagina ovviamente questa inchiesta su Agrigento Capitale della Cultura, truffa sui fondi della cultura. Tra gli indagati c'è Pisano di Fratelli
d'Italia. Andiamo a vedere la prima pagina di Palermo, la strafavorita. Si parla del Parco della Favorita, affidata la progettazione per il rilancio dell'area verde, in arrivo 10 milioni di euro per edifici storici, viabilità e frutteti, e poi Borgo Nuovo, prime pietre per chiesa e punto giovani, cantieri al via per San Paolo Apostole per il centro aggregativo. Ieri c'è stata la cerimonia appunto del via ai lavori. E poi per quanto riguarda la cronaca, macete nascosto in una finestra, cresce l'allarme per la sicurezza in via Divisi, ritrovato dai residenti, indagini dei carabinieri. Ancora vediamo la Malamovida, l'opposizione chiede misure anti-rumore, e poi nel taglio basso morto l'imprenditore Michele Giglio, fondatore dello storico marchio di negozi. Vediamo la prima pagina della Gazzetta del Sud. Intanto nel taglio centrale la voragine nel bilancio della CAS, del Consorzio Autostrade Siciliane, fa saltare i conti della regione. Le perdite ammontano già a oltre 46 milioni e mezzo di euro e ci sono contenziosi che potrebbero pesare per altri 90 milioni. Ricordiamo che la sede del CAS si trova a Messina, amministra le autostrade Messina-Catania e Messina-Palermo. E poi Messina entra in servizio l'esercito dei quasi 100 nuovi vigili urbani. Ieri mattinata emozionante per la firma dei contratti dei neoassunti, ma la presenza dell'ex sindaco Basile scatena lo scontro politico, perché ricordiamo Basile è appunto uno dei candidati alle prossime amministrative, sindaco dimissionario che si è appunto ripresentato. E allora andiamo a vedere questa notizia, se la trovo velocemente, se no andiamo avanti con... Eccolo qua. Vediamo qui nel taglio basso, Basile va alla firma dei vigili e scoppia il caso politico. Botta e risposta con Scurria, i partiti di centrodestra chiamano in causa il commissario Mattei, diciamo, per questa presenza considerata inopportuna, soprattutto visto che siamo in piena campagna elettorale. E poi il patto 5 Stelle Lavardera per spingere invece la candidata Antonella Russo, simboli insieme in un'unica lista, ma non per convenienza, dicono il capogruppo all'Ars dei 5 Stelle e il fondatore di Controcorrente. Progetto comune nel campo largo, la partita a Messina è apertissima. Vediamo anche la prima pagina del Giornale di Sicilia di oggi, autostrade e pullman, i buchi neri della regione. Qui l'apertura è proprio dedicata alla CAS, ai bilanci, insomma, in nero del consorzio. Le perdite superano i 46 milioni, cui si aggiungono contenziosi per 90 milioni, l'indagine avviata sulle spese dell'AST, nel mirino i costi esosi dei mezzi presi a noleggio. Nel piano di risanamento del consorzio spunta anche l'ipotesi di un aumento dei pedaggi autostradali. Beh, questo credo non faccia molto piacere agli automobilisti, perché proprio con il CAS hanno avuto tanto da ridire, soprattutto perché consideriamo che le nostre autostrade sono dei cantieri aperti ormai da anni, sono innumerevoli i disagi. Poi ultimamente il maltempo ci ha regalato anche numerose buche e insomma manti stradali, autostradali in questo caso, ammalorati. Vediamo un'altra notizia. Oggi è l'anniversario della morte di Sara Campanella, la mia Sara uccisa un anno fa, portiamo la sua luce. Parla la mamma della ragazza assassinata: educare i maschi, non si può morire per un no. Ricordiamo, Sara Campanella è stata uccisa a Messina dal collega universitario Stefano Argentino, che poi si è tolto la vita in carcere. Ad Agrigento 6 indagati per truffa e peculato, questo per quanto riguarda appunto l'inchiesta su Agrigento Capitale della Cultura, coinvolto il deputato di Fratelli d'Italia Pisano. I PM facevano la cresta sui fondi per eventi. E poi vediamo anche qui Borgo Nuovo, al via i lavori
la chiesa sarà riqualificata. Siamo a Palermo, il cantiere benedetto dall'arcivescovo Lorefice, padre Garau, e la svolta, applicato il decreto Caivano, il ministro Abodi, la borgata può riscoprire la socialità. Vediamo l'ultima prima pagina, Repubblica Palermo, truffa sugli eventi, indagato deputato di Fratelli d'Italia, fondi del turismo per Agrigento, Pisano sotto inchiesta, si finanziò la campagna elettorale, poi anche qui soldi a casa di Iacolino, sia al sequestro. E poi Regione, altro schiaffo da Roma, bocciato il piano degli ospedali, questo è il titolo principale, posti letto e reparti da accorpare, il Ministero respinge il documento varato dalla Giunta Schifani. E poi, a proposito di politica, la Vardera dice Meloni ha scelto me. Secondo lui Meloni lo avrebbe individuato come il leader, diciamo, dell'opposizione a Schifani. Potrebbe essere, ma vedremo, lo scopriremo. Beh, sì, sicuramente è il primo che si è preparato, che si sta preparando ad eventuali alla corsa, elezioni. Esatto. E poi lui non ha nascosto, ha anche presentato la sua candidatura a prossimo presidente della regione siciliana. Bene, grazie allora Emanuela. Adesso diamo uno sguardo alla situazione traffico. Fra poco torniamo comunque alla rassegna stampa con i quotidiani nazionali. Vediamo cosa succede alla viabilità questa mattina. Le immagini ci restituiscono il tondo Gioieni a Catania sulla circonvallazione, situazione come consueto a quest'ora, diciamo, con auto incolonnate e traffico che va a rilento. La giornata poi uggiosa non facilita certamente gli spostamenti. Andiamo a vedere adesso invece via Vincenzo Giuffrida, anche qui vedete le strade bagnate, le auto ferme ai semafori e un flusso soprattutto in entrata di automobili a quest'ora del mattino. Possiamo vedere un'altra immagine, ci riporta stavolta sulla circonvallazione, siamo in via Lodorico da Pordenone, la parte bassa all'imbocco proprio all'incrocio diciamo, con viale Mediterraneo che confluisce proprio sulla circonvallazione. Situazione traffico certamente in direzione Policlinico, in direzione Mister Bianco un po' più complicata, mentre invece verso Ognina sembrerebbe un po' fluida la situazione. Invece non vediamo l'Etna perché, come detto, la giornata è uggiosa, le nuvole sono tante questa mattina e non possiamo mostrarvi le immagini che arrivano proprio dall'Etna. Qui siamo invece a Taormina, il golfo di Taormina con il cielo che è coperto anche qui e dunque ci avviamo verso un altro periodo di instabilità da un punto di vista meteo. Sarà una settimana diciamo complicata, ecco, magari nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali e magari nel corso della settimana con Buongiorno Sicilia ci occuperemo anche di quello che ci attende da qui a Pasqua. Adesso ci dobbiamo fermare, una breve sosta e poi la rassegna stampa con i quotidiani nazionali insieme ad Emanuela. Ritorniamo insieme a Buongiorno Sicilia. Prima di andare a leggere con Emanuele i quotidiani nazionali, vediamo queste immagini che ci arrivano da Catania. Siamo in piazza Pietro Lupo, è iniziato durante la notte lo sgombero del centro sociale che si era insediato, come detto, in piazza Pietro Lupo. Le operazioni segnano la fine dell'esperienza dello spazio occupato con interventi sul posto per lo sgombero e la rimozione, come vedete anche in queste immagini, delle strutture presenti. La polizia di Catania non segnala disordini e nel corso della mattinata, anche durante Buongiorno Sicilia, vi offriremo altre immagini che arrivano proprio da piazza Pietro Lupo a Catania, dove nella notte, come abbiamo già detto, è iniziato lo sgombero del centro sociale. Emanuela. Allora, partiamo dalla prima pagina del Corriere della Sera, ma partiamo con una bella notizia questa volta, Angelo, poi naturalmente ci occuperemo della guerra e di tutti i fatti di cronaca, perché dopo 54 anni dall'ultima missione c'è una nuova missione verso la Luna. E allora vediamo nel taglio centrale, domani il lancio di Artemis 2 in orbita per 10 giorni verso la Luna, dicevamo 54 anni dopo la nostra epica avventura, e qui vediamo
vediamo chi appunto partirà, gli specialisti della missione, Jeremy Hansen e Christina Koch, il comandante Reid Wiseman e il pilota Victor Glover, fotografati a Cape Canaveral, dove si stanno appunto preparando per andare ad affrontare questo viaggio che appunto da Cape Canaveral per 10 giorni li porterà nell'orbita lunare, una missione per aprire la strada a un nuovo sbarco sulla Luna. Ma adesso torniamo invece con i piedi per terra. È proprio il caso di dirlo e purtroppo le notizie non sono incoraggianti, le notizie che arrivano da tutto il mondo. In primo piano c'è ancora la guerra in Iran, negoziate o vi cancello, queste sono state le parole, l'avvertimento più che altro di Trump: colpiremo energia, acqua e Karg, l'Iran trattare, non ci fidiamo. Intanto Madrid chiude i cieli agli aerei coinvolti nel conflitto. Poi il sì di Israele alla pena di morte per i terroristi. Questa è un'altra notizia che tra poco vedremo in apertura anche su tanti quotidiani. Intanto gli effetti della guerra, petrolio, la crisi che fa ricchi gli ayatollah e ancora bollette in Italia, maxi aumento per i vulnerabili, l'elettricità sale dell'8,1%, questo nel secondo trimestre del 2026. E poi la preoccupazione di Palazzo Chigi, Meloni che vede Giorgetti, la preoccupazione appunto per gli effetti della guerra, ma il governo esclude, anzi Meloni esclude il rimpasto. Ancora la cronaca, il ragazzino di 17 anni che stava progettando una strage, dalle armi all'esplosivo, il 17enne appunto che progettava una strage a scuola, i piani di questo giovane che è stato arrestato e ci sono altri 7 indagati. Vediamo la Repubblica di oggi, i PM riciclati, invece l'apertura oggi è dedicata di Repubblica ai rapporti tra Del Mastro, il sottosegretario che si è dimesso, e il clan dei Senese. Nel ristorante appunto di Del Mastro l'accusa della procura ai soci dell'ex sottosegretario che sarà ascoltato in antimafia. Terremoto in Fratelli d'Italia, lasciano l'assessora alla Regione Piemonte, un consigliere di Biella, quindi Fratelli d'Italia che continua a perdere pezzi. E poi Israele dice sì alla pena di morte per i terroristi, ma Netanyahu cede a Pizzaballa, anche la Casa Bianca preoccupata. E poi vediamo qui appunto alcuni simboli neonazisti, arrestato un 17enne, voleva fare una strage in un liceo. Il manifesto a proposito appunto di questa svolta di Israele che introduce la pena di morte, vediamo in questa apertura la foto del ministro Ben-Gvir, l'unica democrazia, Israele introduce la pena di morte per i palestinesi voluta dall'ultradestra appunto di Ben-Gvir e sostenuta anche da Netanyahu, impiccagione e nessuna possibilità di appello. L'ultima conferma di un apartheid conclamata, inutili le flebili e tardive proteste delle cancellerie europee. E poi il no di Madrid all'uso dello spazio aereo, guerra all'Iran, il governo Sanchez vieta il transito ai velivoli statunitensi. Vediamo il resto del Carlino a proposito di questo, l'apertura, scontro tra Spagna e Stati Uniti, Trump ultimatum all'Iran, Madrid vieta i suoi cieli ai jet americani, la NATO blocca missile in Turchia, Libano, Unifil nel mirino, il tycoon a Teheran, accordo o salta l'isola del petrolio. E poi sì alla messa di Pasqua nel Santo Sepolcro. Vediamo la fotonotizia sulle strade di Minneapolis, l'America del boss sfida Donald, la morte di Alex Pretti e René Good, uccisi a gennaio dall'ICE, la polizia antimigranti inviata da Trump, sono ferite ancora aperte lungo le strade di Minneapolis, la città simbolo della repressione dove il boss sarebbe Bruce Springsteen, stasera sarà in concerto, unirà 20.000 anime in un solo grido di protesta perché, come ha ricordato il governatore Tim Walz,
Paul's. Al termine della No Kings di sabato a St. Paul, l'America non ha bisogno di un re ma di un boss. Ecco, scendono in campo anche gli artisti in America per dire no alla politica di Trump. Vediamo l'unità. Dio non ascolta chi ha le mani che grondano di sangue. Queste sono le parole dure del Papa contro Trump e Netanyahu, appunto durissimo attacco ai guerristi, scrive l'unità. E poi vediamo l'Osservatore Romano. Gesù, re della pace, non ascolta le preghiere di chi fa la guerra e ha le mani grondanti di sangue. Nella Domenica delle Palme l'appello del Papa Leone XIV a deporre le armi all'Angelus, la vicinanza al Medio Oriente, vittima di un conflitto atroce. Vediamo il Riformista a proposito del cardinale Pizzaballa, del caso che è rientrato, e scrive: la messa in scena, nessuno scontro tra le comunità, Massimo De Angelis, Netanyahu difensore della Terra Santa. Avvenire, intesa a Gerusalemme per salvare la Pasqua. Celebrazioni ristrette a San Sepolcro, cioè il cardinale Pizzaballa potrà entrare e potrà dire messa, ma sarà trasmessa in TV. Tajani all'ambasciatore, commenti inopportuni. E poi Trump, appunto, accordo con l'Iran o distruggeremo l'isola di Karg, uccisi intanto 2 caschi blu in Libano. Vediamo nel taglio centrale la cronaca. Un altro tredicenne ha salvato la prof accoltellata. Si torna a parlare appunto di questa professoressa che è stata vittima di una brutale aggressione da parte di un ragazzino, di uno studente di soli 13 anni, che tra l'altro ha detto: mi sono pentito di non averla uccisa. Queste sono state le sue parole. Solo il coraggio immenso di un altro mio alunno, ha detto la donna, che fortunatamente sta meglio, anche lui tredicenne, che mi ha difesa rischiando la sua stessa vita, ha impedito il peggio. Quindi per un ragazzino che si macchia di un delitto orribile, fortunatamente non ha avuto le conseguenze che lui sperava, c'è un altro ragazzino che invece non ha esitato a salvare la sua professoressa. E poi c'è l'altro ragazzino, il 17enne, che era pronto a fare la strage a scuola. Il ragazzo era iscritto ad un canale neonazista su Telegram, pianificava di colpire un liceo di Perugia. Andiamo a vedere sull'altra voce. A scuola faccio una strage, il delirio del liceale neonazi. Arrestato a Perugia un 17enne suprematista, sotto inchiesta altri 7 giovani. E poi a Bergamo la professoressa ferita dall'alunno, salvata da un altro allievo. Le 2 storie vengono ricordate assieme. E poi vediamo anche il Mattino, il piano del 17enne, strage a scuola. Lui si ispirava al modello Columbine, quindi una strage che è avvenuta in America, mi pare alla fine degli anni 90. Arrestato a Perugia, rete social con gruppi neonazisti in possesso di materiale per realizzare armi ed esplosivi. Vediamo l'apertura, Angelo, se abbiamo ancora qualche secondo. Shock energetico, lo scudo del G7, emergenza gas per la guerra, i ministri delle finanze pronti a ogni misura per fermare i rincari. E poi Trump a Teheran, appunto la minaccia, subito un'intesa oppure raderemo al suolo Karg, mentre la Spagna chiude ai voli militari. Beh, in quella parte dell'Europa ci sono vedute discordanti, perché se la Spagna conferma di voler chiudere le proprie basi, il Portogallo ha autorizzato il passaggio dei droni dalla base delle Azzorre. Lo prendiamo chiaramente dalle agenzie, questo aggiornamento che non può essere sui giornali. Ci dobbiamo fermare in questo momento per fare una breve sosta e poi il primo dei temi della nostra mattinata, il primo ospite. Con Emanuela ci ritroveremo nel corso di Buongiorno Sicilia per altri aggiornamenti dai quotidiani. Eccoci allora, il primo ospite, anzi la prima ospite del mattino. Buongiorno a Maria Giovanna Italia.
Grazie Buongiorno. per essere con noi, la responsabile del progetto Labirinti, Officina Social Meccanica. Ci dice che cos'è intanto Labirinti? Allora, Labirinti è un progetto quadriennale, partito già 1 anno e mezzo fa su 4 città, Catania, Ragusa, Palermo e Sciacca, che si occupa dei diritti dei figli dei detenuti. L'obiettivo è quello di lavorare all'interno delle case circondariali e fuori, portando anzitutto i bambini, ragazzi e ragazze, bambine, all'interno delle carceri per incontrare i padri o le madri detenute in una modalità relazionale differente rispetto a quella del classico Colloquio classico. Esatto. È un esperimento in questo senso, l'avete fatto già a Ragusa, ma ci saranno anche altri momenti di questo tipo. Il 25 marzo, qualche giorno dopo la festa vera, diciamo quella che si festeggia il 19 marzo, si chiama Sottosopra Show, gran festa del papà. Sì. Che cos'è stato? Lei ci accennava prima questo nuovo modo di relazionarsi, però immaginiamo che questi incontri sono svolti in luoghi diversi rispetto ai soliti dove c'è il colloquio, no? Allora, diciamo che questi incontri un po' più eventi sono degli incontri che permettono di vivere gli spazi esterni anche delle carceri, delle case circondariali, con momenti proprio di festa, dove per l'appunto attraverso spettacoli come in questo caso gli artisti si mettono in relazione e si divertono insieme, perché sempre la dimensione del divertimento, del ludico ricreativo è una cosa forse molto scontata per chi non vive in quel luogo, ma che un padre insieme ad un figlio, come nel caso di Ragusa, possa incontrarsi insieme alla madre, quindi questa riunione anche della famiglia, possa incontrarsi in un contesto ludico dove poter ridere insieme, giocare insieme, è ovviamente occasione negata nella quotidianità della vita. Ovviamente per noi questi eventi sono solo dei momenti di punta. L'obiettivo poi del progetto Labirinti, che è un progetto finanziato dall'impresa sociale con i bambini e di cui Officina Social Meccanica è capofila, e ha dei partner su Ragusa, in particolare Ci ridiamo su, Facciamo Scuola e Crisciranni, è un obiettivo ovviamente legato a fare un'attività il più quotidiana possibile dentro gli spazi delle case circondariali, questo per ricucire la relazione tra genitori e figli e ridare possibilità ai padri detenuti o alle madri detenute di responsabilizzarsi rispetto al loro ruolo di genitorialità, anche ridisegnando e risignificando quello che sta accadendo alla vita di questi nuclei familiari. C'è sicuramente una responsabilità, c'è sicuramente una punizione dentro il carcere, ma c'è anche la possibilità di vedere come un padre e una madre possano sbagliare, possono riparare al danno compiuto senza per questo venire meno alla loro funzione genitoriale, di amore, di affetto e anche provando a smitizzare, come in alcuni casi succede, soprattutto per gli adolescenti, a smitizzare questa figura di un padre magari in carcere, che potrebbe significare un modello o dolorosissimo da escludere o addirittura da emulare. Ricucire la relazione significa rimettere di nuovo al centro la possibilità di pensare al carcere come un momento faticoso nella vita di una persona, ma riparabile, perché crediamo nella rieducazione e nella riabilitazione e non ovviamente nella punizione fine a se stessa. Immaginiamo comunque che organizzare questi eventi, come li ha definiti lei, non è semplicissimo, nel senso che siamo all'interno di strutture di sicurezza e quindi anche l'ambiente che viene creato, per quanto possa essere, diciamo, libero, fra virgolette, mi passi questo termine, impone una certa, diciamo, organizzazione con grande attenzione anche ai minimi particolari. Assolutamente, anche per una questione proprio di tutela di tutti e tutte. È una delle ragioni sono per dei cui... minori, fra le altre cose, che... Assolutamente. Non è un caso che spesso, lo diciamo sempre in termini giornalistici, non abbiamo mai delle immagini da far vedere o dei video, perché chiaramente è uno spazio molto protetto e molto sicuro su vari livelli. Ci sono tanti motivi che riguardano anche la privacy. Certo, voglio dire. Assolutamente. Ciò non di meno è necessario provare a riprodurre un'idea di normalità, e questo è veramente a favore sicuramente dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze, ma non sottovaluterei il significato positivo che ha
per i genitori che sono all'interno del carcere, perché questo significa spesso rivedersi, rileggersi, reimmaginare. Ecco, una cosa che abbiamo imparato nel tempo, sono ormai un bel po' di anni che Officina Social Meccanica opera nel carcere. Stiamo vedendo degli scatti in questo momento, Sì. chiaramente c'è la copertura, chiaramente in modo tale da consentire... Esattamente. Però ecco, sono delle immagini che danno l'idea che una cosa normale, quotidiana, nelle vite di molte persone, di molte famiglie, e che lì vengono sottratte, non aiutano né la relazione genitoriale né la vita dei figli e delle figlie, ma non aiutano neanche il detenuto o la detenuta, che spesso finisce per stare in uno spazio, in un tempo talmente svuotato da diventare poco significativo anche in un'ottica riabilitativa. Spesso invece è un posto dove covare la rabbia per tutto ciò che viene tolto e viene sottratto, e quindi, senza dover entrare nel merito di quello che possiamo pensare intorno al carcere, però rendersi conto che sottrarre non è modificare qualcosa, ma è anzi spesso aumentare la credine delle persone e quindi creare un effetto boomerang negativo, e invece provare a ribaltare proprio questo sistema. Ecco, è proprio una visione del mondo del carcere e del mondo della genitorialità in carcere del tutto capovolta rispetto a quella che comunemente si fa. E l'approccio è dall'interno, cioè dal punto di vista dei carcerati e anche dei familiari. Che tipo di indicazione avete avuto voi? Cioè, apprezzano? C'è molta gratitudine. Volevo capire questo, cioè anche, Sì. anche i ragazzini, le ragazzine, il papà, le mamme che si trovano all'interno di un carcere, c'è molta accolgono gratitudine in maniera rispetto- positiva questo tipo di iniziative. Molta gratitudine rispetto a quello che accade, ed è una gratitudine piena, sincera, perché si rendono conto che è veramente uno spazio che va oltre quello del colloquio, che spesso è molto irregimentato nelle forme, ma soprattutto molto limitato negli spazi e anche nella mobilità, mi verrebbe da dire. Raramente durante un colloquio un padre o una madre può giocare con un figlio o una figlia, e come sappiamo, tutti i genitori lo sanno, il momento del gioco è un momento di relazione, di comunicazione, di emozione anche. Quindi poter riscoprire questa cosa rende davvero felici tutti e tutte, e anche il sistema carcerario, devo dire, il sistema, insomma, gli agenti penitenziari, gli educatori si rendono conto di quanta questa cosa abbia valore, non soltanto sul livello che si potrebbe pensare a primo avviso umano, di umanità, ma proprio sul livello di profondità anche nel ripensarsi rispetto al reato, ripensarsi rispetto allo stare all'interno di un contesto che è appunto restrittivo e punitivo, e quindi questo dà valore all'azione in un senso più ampio. Per noi è veramente un modello di lavoro, un approccio che rivoluziona per chi è rivoluzionario per chi sta in carcere, ma è rivoluzionario anche per i figli e le famiglie che stanno fuori dal carcere. E lei faceva riferimento anche alle istituzioni. Immaginiamo che le istituzioni nel valutare questo tipo di iniziative abbiano fatto una riflessione piuttosto attenta, profonda, perché indubbiamente si porta la vita normale all'interno di un posto dove non c'è la vita normale. Esatto, devo dire che nel caso di Ragusa, ma questo lo vediamo anche nelle altre città, però anche per fare riferimento a questo evento, è molto significativo come non soltanto l'istituzione diciamo della casa circondariale, ma anche le altre istituzioni, la partecipazione per esempio del comune di Ragusa con le figure delle assessore che hanno partecipato, è una partecipazione piena e densa rispetto al significato del lavoro, ma anche l'UEPE, l'Ufficio dell'Esecuzione Penale Esterna, l'USM, tutti i soggetti che in qualche modo si occupano di giustizia minorile o di giustizia degli adulti, ma si occupano poi della vita di una città, perché appunto il comune si occupa della vita della città e si rende conto che quel pezzo non può essere nascosto, dimenticato, mascherato, perché è un pezzo in cui è importante occuparsi di quello che è il bene comune, come può essere la relazione delle famiglie. Quindi abbiamo avuto molto appoggio da parte delle istituzioni e anche molta lungimiranza nel vedere questo tipo di lavoro come un lavoro significativo per tutti e tutte. E
ci diceva prima che non è un esperimento singolo, è un progetto che verrà esteso anche ad altre città della Sicilia. Ci può dire quando e come magari verrà fatto il prossimo, quello più immediato, se già possiamo dirlo? Allora, a breve avremo sicuramente un evento all'interno di Piazza Lanza a Catania e poi operiamo con il Pagliarelli, dove sta per partire un laboratorio con le donne detenute di teatro sociale, e ancora a Sciacca, dove si sta lavorando a risistemare e riallestire lo spazio dove si incontrano appunto i genitori e i figli. Questo, ripeto, è un progetto quadriennale, ovviamente fa leva su un'esperienza da parte di Officina Socialmeccanica all'interno delle carceri, con questo tipo di approccio che è stato lavorato nel tempo ormai direi da circa 6-7 anni, e che fa molto riferimento alla Carta dei diritti dei figli dei detenuti, una carta che è stata firmata insieme alle istituzioni e al Ministero, portata avanti da Bambini Senza Sbarre, che è un'associazione nazionale che si occupa appunto di promuovere i diritti dei figli dei detenuti, e per noi è stato poi un ritradurre questa carta con quelli che sono poi i nostri metodi, i nostri strumenti. Noi ci occupiamo di teatro sociale, di drammaturgia di comunità e di educazione non formale, quindi attraverso questi modelli di lavoro abbiamo reinterpretato quel lavoro sui diritti dei figli dei detenuti nel miglior modo possibile, con gli strumenti che riteniamo siano più efficaci nell'operare. Sorridere è uno dei primi strumenti importanti per poter aprire le vie educative e di apprendimento. Grazie per questa testimonianza. Maria Giovanna Itali, che è la responsabile del progetto Labirinti, Officina Socialmeccanica. In bocca al lupo per il vostro progetto. Ci fermiamo per pochissimo e poi torneremo a Catania, su Piazza Pietro Lupo. Vi abbiamo detto che stanotte è stato lo sgombero del centro sociale, vedremo delle immagini in diretta. Nel frattempo abbiamo altri collegamenti che stiamo già vedendo, stiamo già approntando diciamo in esterna. Tutto questo fra pochi minuti a Buongiorno Sicilia. Ben ritrovati in aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo per la giornata di martedì 31, ultima giornata di questo mese di marzo, con una circolazione di bassa pressione al centro-sud responsabile di piogge e temporali sul medio Adriatico al sud e nevicati in Appennino anche sotto i 1000 metri di quota. Sulla Sicilia sarà una giornata di spiccata variabilità con delle precipitazioni anche a sfondo temporalesco e venti tesi a rotazione ciclonica, mari attorno all'isola molto mossi o perfino agitato il canale Mar di Sicilia. Temperature in flessione anche lungo la costa, le massime non andranno oltre i 16-17 gradi, inverno invece sull'entroterra. Per quanto riguarda la giornata di mercoledì 1 aprile, ancora spiccata variabilità per questa zona di bassa pressione con delle precipitazioni attese sull'isola e clima ventoso, ancora mari mossi o perfino agitato il canale e Mar di Sicilia. Temperature stabili o addirittura in lieve flessione. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo. Allora, come promesso adesso andiamo a Catania, siamo in Piazza Pietro Lupo, nei pressi di Piazza Pietro Lupo, vediamo se possiamo mostrarvi delle immagini in diretta. Eccole qui, perché vi diciamo questo? Perché è stata sgomberata la notte scorsa l'ex palestra di Piazza Pietro Lupo, che era occupata da anarchici appartenenti ai centri sociali. L'operazione, che è stata condotta da uomini della polizia, comunque interforza, assieme anche ad altri, ai vigili urbani anche, è stata coordinata dalla questura. La struttura era sorvegliata all'esterno da alcuni giovani che non si sono opposti, sono stati identificati dalla Digos sul posto, si sono radunati anche dei manifestanti. L'ex palestra è di proprietà del comune di Catania, che prevede di demolirla per realizzare una piazza con area destinata a verde pubblico. Le immagini che state vedendo arrivano proprio in diretta da Catania e vedete per l'appunto le forze, la polizia in questo caso, che sta presidiando la zona dove è avvenuto lo sgombero, che si trova al di là, come vedete, di queste camionette della polizia. Torneremo magari, se riusciremo, nel corso della mattinata stessa a vedere altre immagini da Piazza Pietro Lupo. Adesso vedo già collegata ed è pronta a Ragusa
la nostra Veronica Barbarino, perché adesso parliamo di qualcosa. Buongiorno Veronica, buongiorno alla tua ospite Barbara Conti. Siamo nella settimana che ci porta a Pasqua e allora perché non parlare di quelle che sono le tradizioni gastronomiche della nostra Sicilia, della nostra regione, ma soprattutto direi in questo caso di Ragusa, quali sono i piatti, se ce n'è uno in particolare, mi pare di poter dire di sì, che presentiamo stamattina. Buongiorno ancora. Eh sì, buongiorno Angelo, buongiorno ai telespettatori. Sì, noi ne abbiamo tanti di piatti, infatti come puoi vedere qua, anzi, illustrali tu per favore. Buongiorno, benvenuti nella mia cucina e grazie per l'invito. Siamo nella settimana santa e siamo qui con le pietanze della Pasqua degli Iblei e abbiamo insomma preparato quelli che sono i dolci candidi. Abbiamo fatto le cassatine o cassatelle di ingotte e di tuma, abbiamo preparato l'ova o così chiamate anche culture che si regalavano ai bambini durante la Pasqua, perché sappiamo che anticamente le uova di Pasqua non esistevano, che si preparano con lo stesso impasto della pasta di pane. E poi abbiamo il nostro ingrediente principale che sarà la carne per condire i nostri pastieri. Sì, oggi facciamo i pastieri, che sono tipicamente di Motica. Allora, sono di Motica, sono di Ragusa, sono di Scicli, a Comiso si chiamano pasturetta. Vabbè, cambia il nome, ma la sostanza non cambia. Devo dire a onor del vero che questi, per prepararli servono la carne di macinato, mista tra bovino e suino, poi abbiamo giustamente uova, prezzemolo, aglio, un po' di caciocavallo abbondante e tanto olio evo. Anticamente però, quando il pepe dobbiamo dire che si preparavano con l'interiora dell'agnello, perché sappiamo che un ingrediente che non può mancare sono sicuramente gli aromi, ma l'agnello va condito precedentemente ed è uno, possiamo dire, uno dei pasti principali della nostra Pasqua. E anticamente si faceva con l'interiora e la carne di capretto. Andiamo nel vivo, facciamo vedere come si prepara. Allora, e noi abbiamo impastato già questa mattina di buon'ora la nostra pasta di pane, no? Abbiamo fatto vedere qua quelle immagini che passano già questa mattina. Che cosa hai fatto? Allora, abbiamo semola, abbiamo acqua, abbiamo lievito e facciamo l'impasto della pasta di pane tipica ragusana. La facciamo riposare, lievitare e dopo mettiamo una buona dose di strutto. Ecco, così. per la grazia. Esatto, perché sappiamo che lo strutto è uno degli ingredienti che nelle cucine degli Iblei non può mai mancare. Dopodiché cosa facciamo? Abbiamo fatto lievitare il nostro impasto e andiamo a tirare la nostra sfoglia. È lo stesso impasto delle scacce ragusane, né di più né di meno. Ok. Quando dico ragusane intendo tutta la provincia, nel Motica, nel Sì, perché dovete sapere che c'è una diatriba tra le scacce, tra quella moticana e quella ragusana. Esatto. Non diciamo, vabbè, c'è chi come che l'altra. C'è campanile. C'è campanile. Sostanzialmente io dico sempre, no? È la chiusura, è il lievito che fa la differenza. Sostanzialmente, ma io anche all'assaggio. Anche all'assaggio. Poi ovviamente ci sono molte scuole di pensiero, lievito sì, lievito no. Dobbiamo sapere che la scaccia si faceva solitamente quando è sabato si infornava il pane, no? L'infornato del fabbisogno della famiglia. Quindi l'impasto che rimaneva sostanzialmente come questo che stiamo preparando adesso, poi veniva farcito a seconda di quello che l'orto ci dava o la stagione ci dava, quindi poteva essere con i broccoli, con gli spinaci. Cambia poi sostanzialmente anche di famiglia in famiglia la scaccia. Ah, ok, quindi secondo le tradizioni. Esatto. Allora, tornando a noi, io sto stirando la sfoglia, non tanto sottile, ma neanche tanto. Quanto potrà essere? Mezzo centimetro? Mezzo centimetro, poi sai cos'è? Più uno la prepara, più uno diventa bravo. Guardate qui, la sfoglia è già quasi tirata e poi faccio come le nonne, no? Un po' di farina spolverata sul nostro piano di lavoro e prendo un coppa pasta, perché oggi siamo moderni, altrimenti la nonna avrebbe preso un piattino da tè, da dessert e la nostra rotellina, giusto per farla ricamata. Noi facciamo invece una cosa semplicissima, prendiamo il nostro coppa pasta e ci prepariamo la nostra base. E c'è il dischetto. E c'è il dischetto. Adesso implementiamo il dischetto. Prendiamo la nostra carne bovina trita, io vi consiglio comunque di preparare in anticipo, e versiamo all'interno uovo,
Sì, ci dovrebbe essere anche l'immagine del Esatto. della Formaggi, macinata. siate generosi per il formaggio, mi raccomando, un pizzico di sale, mettiamo anche un pochino di aglio volendo, perché giustamente l'aglio c'è a chi piace, a chi non piace, io consiglio di metterlo e magari togliere l'anima, così diventa un attimo più leggero. Dopodiché noi mettiamo anche un pizzico di prezzemolo, poi quello che volete voi, pepe nero che non guasta, e la lasciate riposare un po' come se fosse la faccia delle nostre polpette. Se la preparate anche la sera prima va bene, la tenete in frigo, la fate macerare così la carne si assorbe di tutti i vostri odori, sapori e diventerà più gustosa. Dopodiché cosa facciamo? Riprendiamo la nostra sfoglia. Abbiamo fatto il nostro cecchetto. Ecco, questo è un passaggio importante perché gli dà la reale forma di questo. Esatto. La mettiamo all'interno e sicuramente la uniamo al centro, guardate. Dopodiché adesso inizia il nostro ricamo, guardate qui. Io prendo pollice e indice e comincio a fare tutti i ricamini, no? Guardate, viene aperta come se fosse quasi un cratere. Come se fosse un nido. Un nido. Beh, diciamo che è un cestino aperto con la pasta delle scacce che poi si apre e in cottura una spennellata di uovo, sopra un uncino d'uovo, un po' di sale e via in forno. E allora la mettiamo in forno. Quanto deve stare? Allora, 15-20 minuti, forno statico, e queste sono ottime non solo per Pasqua, ma anche per la Pasquetta, no? Per il nostro tipico lunedì dell'angelo. Sì. Perché possiamo prepararle in anticipo e poi le gustiamo insieme alle nostre cassate come dolce e al nostro pullova. Allora facciamo vedere com'è poi cotto. Cotto alla fine, guardate qui. Questi sono i nostri pastieri, noi faremo colazione col caffè e pastiere stamattina. Questa mattina Angelo colazione salata. Anche se io un assaggino a questo dolcino glielo darei. È buono, buono? Fammi sapere, dai, fammi sapere se è buono. Va bene. Allora, se poi possiamo mandarti anche qualcosa di là, colazione con noi. Perché no? Perché no? Sarebbe una buona idea. Grazie a Veronica Barberino, grazie a Barbara Conti che ci ha regalato questa mattina i pastieri pasquali, giusto? Abbiamo detto che è un piatto tipico di Ragusa e di Iblea, diciamo della zona Iblea. Grazie davvero a Veronica. Buona Pasqua anche a voi. Grazie a voi, buona Pasqua e alla prossima. Grazie. Allora adesso rientriamo in studio e apriamo un altro collegamento perché andiamo a Messina, dove c'è il nostro Francesco Triolo. Fra poco l'Università di Messina ricorderà due giovanissime, due studentesse, Lorena e Sara, Lorena 40, Sara Campanella, che sono state uccise, due femminicidi atroci. E esattamente un anno fa veniva uccisa Sara, mentre invece 5 anni fa, se non ricordo male esattamente, veniva invece assassinata in pieno Covid Lorena. Francesco, vengo da te, con te c'è un ospite di riguardo questa mattina, siamo con la rettrice proprio dell'università. Sì, sta arrivando, allora magari mi intrattengo con te, Francesco, perché ci racconti anche che cosa succede, cosa avverrà questa mattina proprio a Messina. Allora sì, Angelo, buongiorno intanto dal cortile del rettorato dell'Università di Messina, dove, come hai detto tu, alle 9:30 ci sarà una cerimonia che è sentita qui a Messina, soprattutto nell'ambiente universitario, perché ricorda il triste anniversario, la triste ricorrenza di due morti atroci, quello di Sara Campanella esattamente un anno fa, quella di Lorena 40 esattamente un anno fa, e così l'università che ha sentito molto, tutta la comunità ha sentito molto queste due tragedie, ha deciso di deporre un omaggio floreale qui proprio dove c'è il monumento che è stato inaugurato a loro memoria. È un monumento che è stato realizzato, lo vedete alle mie spalle, è stato realizzato negli scorsi mesi, è stato inaugurato proprio per ricordare alla comunità studentesca quei due episodi che hanno scosso tutti quanti. Adesso la rettrice Giovanna Spadari è appena arrivata, vediamo se si avvicina
a noi, così la cerimonia ufficiale è prevista per le 9:30, ma le abbiamo chiesto di fare uno strappo. Buongiorno rettrice, le abbiamo chiesto di fare uno strappo per raccontarci in diretta, visto che noi andiamo in diretta fino alle 9:20, proprio questo gesto di grande significato per la comunità accademica messinese, ma non solo, perché poi alla fine le tragedie di Sara e la tragedia di Lorena hanno colpito tutta la Sicilia. Sì, sono state vicende di particolare violenza, di particolare rilevanza per noi, non solo per la comunità accademica, per i nostri studenti, per me, per noi, per tutto il corpo docente e il personale tecnico. Sara entra nel cuore di tutti. Perché? Perché è successo, tutto si è consumato in un'aula didattica, nell'assoluta inconsapevolezza di tutti. Non c'erano prodromi, non c'erano segnali, non c'era nulla che facesse presagire quello che poteva succedere. Sara e Lorena, due ragazze diverse nella modalità, diciamo, di accadimento poi della tragedia. Abbiamo raccontato tanto le due tragedie, entrambe, però le chiedo adesso, a distanza di un anno dalla morte di Sara, qual è il segno che ha lasciato all'interno della comunità, perché voi avete lavorato moltissimo proprio sulla prevenzione, sulla sensibilizzazione, su quello che si deve fare prima, non il pianto del dopo. Sì, ripeto, in questa situazione non c'era alcun prodromo e non era possibile purtroppo evitare, però è stato il suo sacrificio purtroppo a scuotere le coscienze di tutti i nostri studenti, di avvicinare gli studenti a questi temi, di essere anche partecipi e di essere studenti attivi rispetto ai temi della violenza di genere. Sono la sensazione che siano diventati sentinelle di quello che accade intorno a loro, che poi è il senso profondo di questo messaggio. Io dico sempre, quello che succede nel proprio contesto familiare, nelle aule didattiche, nei condomini, quello che succede nei luoghi di lavoro non è cosa altra da noi. Ecco, bisogna fare emergere questo sommerso e stimolare la cultura del rispetto, della non violenza. Noi lo facciamo certamente, lo facciamo come educatori, come formatori, però ci vuole una presa di coscienza forte della società civile tutta. Io credo che i nostri ragazzi in questo momento abbiano proprio dimostrato di essere parte di questo sistema. Adesso partirà tra poco anche un questionario che siamo riusciti a estendere, che parte da Messina ma che sarà diffuso a livello nazionale, sul tema delle molestie e delle violenze. Francesco, abbiamo un piccolo problema nell'audio perché c'è vento oggi a Messina e non è una novità, certamente. E la sei messo alla fine. Certamente per Messina non è una novità. Allora, ricordiamo l'appuntamento alle 9:30. Tra qualche minuto, poi naturalmente lo racconteremo nei nostri telegiornali, un po' quello che avverrà proprio tra qualche minuto qui al rettorato. Allora, grazie, ringrazio anche da parte nostra la professoressa Giovanna Spatari, che è la rettrice dell'Università di Messina. Una giornata importantissima oggi per Sara e per Lorena. Ci fermiamo per pochissimo, mentre vedo già collegato da un'altra parte della nostra Sicilia, come vedete stamattina siamo stati a Catania prima con lo sgombero di Piazza Pietrolupo, siamo andati poi a Messina, a Ragusa e adesso siamo invece a Siracusa. Avete intravisto per un attimo il nostro Francesco Aloi. Fra poco arriviamo da te, Francesco, breve sosta e poi torniamo di nuovo a Buongiorno Sicilia. Eccoci di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia, vi do altri aggiornamenti, altre notizie perché ci sono dei controlli dei NAS in tutta Italia. A Catania sono stati sequestrati 60 kg di alimenti in cattivo stato di conservazione in una mensa ospedaliera. I particolari ve li daremo
nel corso dei nostri telegiornali. Adesso avete già intravisto prima brevemente, Francesca Loi si trova a Siracusa, c'è una protesta contro il caro carburanti, si uniscono e si mettono insieme non solo gli agricoltori, ma ci sono anche, sappiamo, i camionisti che nelle prossime ore cominceranno a protestare. Hanno già indetto una settimana di stop se non dovessero intervenire fattori nuovi tra il 20 e il 25 di aprile, ma riguarda tutta l'Italia. Francesco, siamo da te adesso. Sì, ciao Angelo, buongiorno Sicilia. Noi siamo nella ex strada statale 114 tra Siracusa e Priolo, davanti all'ingresso sud dell'ISAB, polo petrolchimico di Priolo, il più grande d'Europa. Ed è qui che gli agricoltori autonomi, perché non hanno messo nessuna sigla in mostra, stanno protestando. Qui c'è il cuore della manifestazione oggi contro il caro carburante. Prezzi, dicono loro, ma dicono un po' tutti i consumatori, sono arrivati alle stelle. Oggi, venendo qui, il prezzo più basso che ho visto alla pompa, gasolio, €1,99 €. Insomma, non se ne può più. Voi uscivate da una siccità che anche il tempo di oggi ci conferma forse è finita, però c'è un altro grosso problema. Come potete andare avanti? Intanto buongiorno. A tutti. Che andare avanti non possiamo andare, come diceva Francesco, come possiamo andare avanti? È impossibile andare avanti. Noi veniamo fuori da 4 anni di siccità, l'agricoltura è in ginocchio, concorrenza spietata nei prezzi, abbiamo avuto questa lunghissima siccità che ci ha portato all'astrico. Ora pensavamo in un'annata agraria migliore delle altre per recuperare ciò che è mancato negli anni scorsi, e invece abbiamo avuto un'impennata del 40% del prezzo del carburante. Noi abbiamo il carburante agevolato che lo acquistavamo a 80 centesimi, in questo momento è €1,52 € e ancora aumenterà. C'è uno sgravo fiscale del 10%, ma è impossibile che ne possiamo utilizzare, perché il 10% con il 40% di aumento del prezzo non riusciamo lo stesso. I prezzi alla pompa in questo momento, come ha detto Francesco, sono a €2, ma perché c'è lo sconto sulle accise, che questo qui giorno 7. Quindi martedì prossimo questo sconto dovrebbe essere rinnovato, comunque ha detto il governo. Questo sconto cosa vuol dire? Vuol dire €2,50 €. Cosa comporta questo? Comporta che i cittadini a fine mese devono arrivare lo stesso. Per arrivare a fine mese devono tirare da qualche parte. Ma da dove? Dal cibo. Andranno a acquistare cibo che costerà meno, quello che trovi in offerta nei supermercati, cioè non della nostra provenienza e certificato della nostra Sicilia, cioè avremo anche la beffa dove i nostri prodotti non possono essere comprati, perché noi con l'aumento del carburante che abbiamo avremo un aumento tra trasporti, perché visto che i trasporti su gomma noi qua in Sicilia e nel sud Italia e in Italia, perciò saremo incrementati sul prezzo, perciò non possiamo essere competitivi. Già non eravamo competitivi, ma ora ancora peggio con questo prezzo del carburante. Impossibile andare avanti così. Oggi qui tra poco arriveranno altri agricoltori da diverse zone della Sicilia, ancora c'è una piccolissima rappresentanza, non so se vedete alle nostre spalle qualcuno dei trattori che sono qui, un'agenzia di ieri sera, gli autotrasportatori dovrebbero bloccarsi per diversi giorni. Voi oggi state protestando qui, ma pensate magari di fare un blocco più drastico di questo genere? Per andare avanti, le persone quando arrivano con le spalle al muro, ormai la nostra, oggi avevo solo un piccolo sit-in, chiuderemo oggi alle 13, ma possibilmente possiamo venire in flotta sugli agricoltori della Sicilia e bloccare la più grande raffineria che abbiamo qua, perché non è giusto che noi estraiamo il 17% del prodotto utilizzato in Italia, del greggio, ne raffiniamo il 75% e abbiamo il prezzo più alto di altre regioni. Qualcuno ha detto: noi in Italia abbiamo il prezzo medio è più basso degli altri stati. Abbiamo anche gli stipendi più bassi noi. E noi qua siamo, oltre quello, siamo nella parte estrema del sud Italia, perciò noi abbiamo un costo per il trasporto enorme, viene tutto su gomma. Perciò non lo so quando possiamo tirare avanti così. Non so cosa potrà succedere in futuro. Qui deve intervenire per forza qualcuno, l'associazione dei consumatori, la politica, i sindacati. Devono intervenire tutti, invece in questo momento non sta intervenendo nessuno, solo con quel semplice sconto del 20% che ora deve essere rinnovato per forza. Quindi secondo voi anche questo sconto non basta? Angelo, a te. Volevo semplicemente sentire
insomma, ci ha anticipato già che è possibile che ci sia intanto una manifestazione molto più importante, che possa bloccare addirittura i mezzi in uscita dalla petrolchimico. In concreto però la richiesta vostra in che cosa si manifesta? Cioè un abbassamento di questo prezzo, misure diciamo importanti da questo punto di vista, cioè invece di uno sconto di 25 centesimi, quello che ha proposto con l'abbassamento delle accise, non ha senso, quanto dovrebbe essere per tornare di nuovo nella tornare? Ma dal prezzo che avevamo prima, già il prezzo che avevamo prima era 80 centesimi sul carburante agevolato e 1,60 euro sul carburante autotrasporti. E allora lì già andavamo, però potevamo continuare avanti. Ma ora che abbiamo 1,52 euro, cioè abbiamo il doppio, non è più il 40% che ci dicono loro, perché le compagnie petrolifere sono libere, fanno quello che vogliono. E lì in più subentra la tassazione, l'IVA. Perciò subentra l'IVA per lo Stato e subentrano, non è che hanno toccato cosa, però le compagnie petrolifere, siccome non hanno il tetto massimo, cioè possono fare ciò che vogliono, loro stanno giocando, perché lei pensi che dopo 24 ore che sono iniziati gli eventi bellici in Iran, che non c'entra niente col prezzo del carburante nostro, perché noi abbiamo 9 mesi di anticipo di carburante, cioè a 24 ore un aumento del 20%, ma noi qua abbiamo le raffinerie piene, cioè noi per 9 mesi in Italia possiamo chiudere le porte, ce l'abbiamo all'interno nostro l'autonomia, e invece dopo 24 ore abbiamo avuto questo aumento. Questi sono aumenti indiscriminati. Non diciamo che la Guardia di Finanza sta facendo i controlli, però secondo voi nonostante tutto la speculazione c'è sempre? Una speculazione e basta, cioè non c'è un tetto massimo, possono fare ciò che vogliono sul nostro territorio, dove noi li facciamo raffinare il prodotto, ci assorbiamo tutto l'inquinamento. E per giunta abbiamo in Sicilia il prezzo più alto. In 30 secondi 30, se lei avesse qui davanti la Premier Meloni, cosa le direbbe? Ma deve aiutarci per forza, perché non possiamo solo aiutare noi comprando armi e mandando le armi fuori e spendendo 200 miliardi. Pensiamo al popolo italiano, che il popolo italiano è in ginocchio, non può continuare avanti così, qua si va avanti verso la rivoluzione continuando così, perché le famiglie sono all'astrico, sono diventate, il ceto medio è scomparso, sono poveri e ricchi, stop. Bene, grazie. Angelo, a te. Francesco, allora ci fermiamo qui, magari indubbiamente nel corso dei telegiornali seguiremo quanto sta avvenendo oggi a Siracusa, e adesso invece, come sempre, noi cambiamo argomento, passiamo da un tema all'altro, è il momento di guardare le stelle, lo facciamo come sempre con Marco Amato, il suo oroscopo, parte la sigla. Buongiorno Marco, stamattina parliamo dello sport, delle eccellenze dello sport italiano. Nel fine settimana abbiamo avuto 3 grandissimi esempi, a partire da Yannick Sinner, che non conosciamo certamente oggi, poi abbiamo conosciuto Kimi Antonelli, che è un fenomeno della Formula 1, ma non dobbiamo dimenticare neanche Bezzecchi, che ha trionfato in MotoGP. Insomma, sono 3 grandi campioni della nostra Italia. Ebbene sì, Angelo, buongiorno e buongiorno Sicilia. Un po' di liete notizie della nostra Italia, il nostro meglio, i nostri campioni. Ebbene, una cosa molto particolare è in tutti e 3 questi campioni la presenza forte di Marte. Yannick per il tennis è un leone, mentre invece Kimi Antonelli è della Vergine, ma è nato il 25 agosto, quindi qualche pianetino in leone c'è. Per quello che riguarda Bezzecchi, siamo invece nel regno dello Scorpione. Tutti e 3 i segni che hanno comunque Marte, che per adesso in Ariete, che li rende tali. Ebbene, questa scena anche gli azzurri, sperando che proprio questa sera la partita con la Bosnia, che è sempre all'insegno del rientro nel campionato mondiale dell'Italia, abbia questa scia positiva. L'avrà proprio perché Marte in Ariete, le famose nuove governance di cui parlavo fin dall'inizio anno, portano l'Italia e gli azzurri nello sport, Marte rappresenta anche quello nello zodiaco, a trionfare ancora una volta. Ebbene, viva il del leone, viva Marte e viva gli azzurri, chiaramente. Allora vi parlo del cielo di oggi, che invece porta una dolce e delicata luna in Vergine.
Una luna che ha voglia di ordinare, catalogare e mettere in gerarchia o in catalogo una serie di cose. Il potere della luna in Vergine è proprio questo. Quindi cosa accade per lo zodiaco Ariete? Bene, queste forti potenzialità che avete sviluppato in questi anni stanno finalmente vedendo la luce in un percorso nuovo, trionfali gli Ariete condottieri, Marte vissimo in Pesci, e sta arrivando per voi un'influenza positiva molto importante. L'importante è agire, non fermatevi a pensare. Toro, per voi oggi è una giornata ottima, luna in trigono, le energie si distendono e tutto vi sembra molto più fattibile, molto più alla portata di mano. Oggi il Toro è meno confuso del solito. Gemelli, per voi invece continua un'altalena di emozioni, la luna oggi è in quadratura e i pianeti in Pesci, Mercurio e Marte, non scherzano neanche a tendervi qualche tranello. Forse non dovete esprimere troppo i pensieri, cercate invece di essere chiari con chi amate. Cancro, per voi oggi la luna è decisamente un toccasana, proprio perché vi fa ordinare le parole e vi fa essere molto più presenti sul pezzo, quindi lasciatevi andare alle vostre considerazioni ed esprimete una parte un pochino più mentale, non sempre quella sentimentale. Leone, trionfatori dello zodiaco assieme a Sagittario e Ariete, proprio perché i pianeti sono dalla parte dei segni di fuoco. I Leone oggi sono sicuri di affrontare degli incontri importanti, dei passaggi legali molto delicati, ma che condurranno con estrema dignità. Vergine, per voi inizia un momento in cui tutto va in ordine, in cui le parole dette, c'è una specie di filologia sentimentale che vi ricavate tramite le parole. Ottimo, perché l'ordine mentale è decisamente più disteso e liscio. Bilancia, per voi con i pianeti contro, non è troppo semplice, ma Venere slitta in Toro, per cui la bella Venere è di nuovo forte, il vostro pianeta, per cui oggi troverete il modo di affrontare tutto in una maniera più distaccata e serena. Scorpione, anche voi ottimamente messi nello zodiaco con questo Marte ruggente, e tutto diventa sempre più semplice. Giove di contro vi fa avere delle ambizioni importanti. Sagittario, siete proprio voi il segno di Giove, anche se adesso è troppo lontano dai gradi zodiacali, ma ci pensano tutti i pianeti in Ariete a darvi vigoria, forza, coraggio. Venere la perdete, va in Toro, per cui non comunica più, quindi adesso concentratevi un po' meglio sulla dialettica affettiva. Capricorno, ottimo trigono sia di Luna che di Venere. Per il Capricorno un momento sentimentale meraviglioso, ma soprattutto anche di piccole fortune e piccoli segnali che le direzioni che avete scelto sono quelle giuste. Acquario, per voi oggi Venere inizia a fare i capricci, per cui seppure va benissimo nel lavoro, vi siete affermati comunicativamente, siete sempre sorprendenti, rivendicate il bisogno di libertà, perché si sa, gli Acquario non amano i ricatti affettivi e non amano troppo stare nella coppia mentalmente, quindi un po' di pazienza. Pesci, per voi oggi i pianeti Mercurio e Marte giocano un ruolo essenziale, soprattutto perché la bella Venere è in sestile, per cui semplificazione, per cui una serie di cose che vanno gestite con cura e una alla volta. E detto questo, auguro a tutti una splendida giornata, viva i campioni d'Italia e forza azzurri. Buongiorno Sicilia. Grazie Marco, buongiorno Sicilia, a domani con te. Adesso invece andiamo dalla nostra Emanuela, perché mi pare Parliamo di di capito. sport, Angelo. Ecco, mi pare di aver capito che stamattina ci lanciamo nel mondo dello sport, ma stasera non possiamo, oggi non possiamo parlare di quello che c'è stasera, ne ho fatto anche Marco prima. Però c'è questa bella pagina che vi faccio vedere della Gazzetta dello Sport, che dedica tutta l'intera pagina alla partita di questa sera. Vale un mondo il titolo, in Bosnia alle 20:45, tutto o niente per la terza volta. A Zenisa ci giochiamo ancora il mondiale in una partita. Stadio piccolo, tensione, freddo, Kin Retegui, ma Pio è pronto. Dzeko, se avevate paura del Galles non siete messi bene. Queste sono state le parole dell'allenatore, appunto. No, è un ex giocatore, diciamo, che ha giocato anche in Italia.
Italia, Dzeko ha giocato tanto nella Roma, che ha di fatto praticamente, cioè, tutto nasce da che cosa, Emanuela? Nasce da una foto dei giocatori italiani che esultano alla notizia che si è qualificata la Bosnia anziché il Galles. Che cosa hanno pensato in Bosnia? Vabbè, dice, preferiscono noi perché secondo loro siamo più scarsi. meno forti, ecco, volevo dire, non volevo... E allora da lì si è Lo dico io, proprio, Gagliano. si è innescata questa polemica e alla fine vedremo, speriamo bene. Vabbè, il ringhio Gattuso dice niente alibi, è l'ora di dare gioia al paese, appunto orfano da 12 anni di mondiale. Com'è questa nazionale, Angelo? L'Italia? È una nazionale che ha fatto meno di quello che doveva fare, perché si doveva qualificare chiaramente nel girone e non ricorrere ai playoff, come è successo anche in questa circostanza. Siamo arrivati ai playoff e ci giochiamo tutto in 2 partite. La prima l'abbiamo superata, il primo ostacolo con l'Irlanda del Nord, adesso c'è la Bosnia e Dzeko è un giocatore, diciamo, molto nella sua storia è un combattente, no? E allora se lo spirito della Bosnia è quello di Dzeko, non sarà facile, però l'Italia ci deve provare, anche perché in panchina c'è Rino Gattuso che uno di carattere da vendere ne ha, quindi diciamo che ce la giochiamo stasera. Va bene, staremo a vedere, domani commenteremo appunto il risultato, intanto noi ci fermiamo qui. Speriamo bene, dai, incrociamo le dita, domani ne parleremo sicuramente. Grazie alla nostra Emanuela. Grazie a te. Buongiorno Sicilia, si ferma qui, ci ritroviamo domani mattina alle 8, ci sarà con voi Roberta Lunghi. Intanto una buona giornata e buon proseguimento con i nostri programmi.